Un saluto a tutti i partecipanti, gli spettatori di Venezia da Terra. Purtroppo non posso essere con voi e mi auguro di riuscire a venire nelle prossime occasioni. State per vedere il mio film documentario Molecole. È un film che non avevo minimamente pensato di fare, è un film che è nato assolutamente per caso, perché io ero a Venezia per preparare un altro progetto che poi è diventato il film Welcome Venice, che quest'anno poi è stato distribuito e prodotto. Stavo appunto preparando, cercando, studiando per quel film, e era il febbraio del 2020 e d'improvviso è arrivata, come sappiamo, la pandemia del Covid e Venezia si è svuotata. Ho sentito che dovevo fermarmi a Venezia, ho chiesto alla mia famiglia di raggiungermi, ho capito che se quella cosa mi era successa lì aveva senso viverla lì. Ho così trascorso 1 mese e mezzo a Venezia, in una Venezia magnifica e inquietante, eccezionale, piena di paure, silenzi e piena di emozioni e di sguardi verso un infinito che solitamente è impossibile avere, no? Nella Venezia normalmente colma di visitatori. Mi sono fermato in quel luogo, in quell'occasione, e ho iniziato ad andare in giro a raccogliere appunti e a cercare di capire cosa mi stava succedendo, senza decidere di fare il film che state per vedere, ma semplicemente di vivere quello che mi stava capitando. Poi, dopo questo 1 mese e mezzo, sono tornato a casa, a Roma, dove vivo. Ho iniziato a riguardare le immagini, ho iniziato a pensare a tutto ciò che mi succedeva, che mi era successo, e sono riemersi ricordi, memorie, il rapporto con questa città che non è la mia città, ma è un po' la mia città, perché è la città dove era cresciuto mio padre. E è iniziato uno strano dialogo a distanza con papà che è mancato ormai più di 12 anni fa, e che quella città me l'aveva fatta scoprire senza spiegarmela. E ho riguardato le immagini che lui aveva girato negli anni 50-60. Papà non era un regista, era uno scienziato, appunto, era un fisico che studiava le molecole, però aveva raccolto piccoli appunti con una cinepresa 8 mm per gioco. Riguardando quelle immagini, riguardando le mie immagini, rileggendo lettere che io avevo scritto a lui, libri che lui amava, è sgorgato dentro di me la voglia di scrivere questo strano film, che è un po' un documentario, è un po' un diario, è un po' un viaggio intimo ma anche universale, perché è un viaggio dentro a ciò che mi è successo e che ci è successo durante la pandemia. Un rapporto intenso con la bellezza e la fragilità che Venezia bene rappresenta e che in fondo la pandemia ci ha portati a conoscere e a interrogare. E così è uscito fuori questo film, che ho presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2020, che poi è stato distribuito nelle sale per i pochi mesi, per le poche settimane in cui le sale sono state aperte nella parentesi pandemica, insomma, tra settembre e ottobre del 2020, e poi è iniziato un viaggio un po' in giro per il mondo, e che ancora oggi è per me un diario di un viaggio mio, che però diventa anche un viaggio di tanti di noi che durante la pandemia si sono fermati a rivedere la vita, a ripensare quello che succedeva e a scoprire luoghi solitamente sommersi da tante distrazioni, che durante la pandemia si sono invece svelati per quello che sono.